Buonasera e benvenuti a Tribù Biancorossa. Un'occasione persa oppure un punto guadagnato? Il dilemma rimane dopo la prestazione tra Mantova e Casale vista oggi al Martelli. Un Mantova che ha rischiato pochissimo, che ha creato comunque anche poco e che alla fine esce con un pareggio che va bene perché contro la prima in classifica un punto è sempre salutare, ma al contempo vede allontanarsi una diretta concorrente nella lotta per la zona play-out che è la Giacomense, che è stata vittoriosa sul campo della San Bonifacese. Parleremo della partita tra Mantova e Casale questa sera con il direttore generale del Mantova, Maurizio Roberti. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie Nicola. E con l'avvocato Dionigi Biancardi del Mantova Club Giustizia Biancorossa. Buonasera avvocato. Buonasera a lei, buonasera all'ospite e anche a tutti i telespettatori. Benissimo, direi di rompere gli indugi. Prima di vedere la sintesi della partita ricordo ai tifosi che volessero intervenire in diretta che possono farlo chiamando lo 0376 246320 oppure lasciando un messaggio sulla pagina Facebook di Tribù Biancorossa o di Mantova Football Club. E adesso vediamo la sintesi preparata come sempre con le immagini raccolte da Gino Giacomini. Match fondamentale in chiave salvezza per il Mantova, impegnato al Martelli contro il Casale. Per affrontare la capolista, mister Sauro Frutti recupera all'ultimo momento il febbricitante Stefano Franchi, riproponendo l'11 uscito sconfitto a Poggibonsi. In panchina si siede, a 3 mesi dal ritiro, Mirko Bellodi. Prima occasione per il Mantova al quarto con Spinale, tiro da fuori area ma palla abbondantemente a lato. Partita abbastanza soporifera, al 25esimo punizione di Gambadori e bella risposta da parte di Marco Festa. Ancora una punizione al 32esimo, sempre Gambadori, in questo caso nessun problema per l'estremo difensore biancorosso. Mantova in attacco, calcio d'angolo, c'è una trattenuta ai danni di Zaninelli, qualche protesta da parte del Mantova ma l'arbitro decide di lasciar correre. Si rifà vedere il Casale in zona d'attacco, tiro a giro di Taddei e anche in questo caso nessun pensiero per Marco Festa. Inizia il secondo tempo, il Mantova prova a imprimere la svolta alla partita, la palla buona arriva a Colonetti che però ciabatta alto da ottima posizione, bella occasione per il Mantova. Ma a questo punto è solo Casale, ci prova Curcio da lontanissimo, risponde benissimo altrettanto Marco Festa. Ancora Curcio, scambia con Siega, poi il numero 9 del Casale non riesce a presentarsi solo davanti al portiere del Mantova. Altra occasione per il Casale, colpo di testa di Curcio che non impensierisce minimamente il portiere biancorosso. All'85esimo il Mantova resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Matteo Sensi e 2 minuti dopo il Casale va vicinissimo al gol vittoria, si forma una mischia, la palla finisce sul palo e Iannini non riesce ad approfittarne. Scampato il pericolo, la partita finisce 0-0, il Mantova incamera un ottimo punto anche se qualche risultato negativo arriva dagli altri campi. La Giacomense vince e stacca il Mantova di 2 punti, il Bellaria pareggia e rimane un punto sopra i biancorossi. E mercoledì match spareggio proprio con i romagnoli. Rieccoci in studio, normalmente leggiamo alcuni messaggi dei tifosi, magari quelli più incoraggianti in chiusura di trasmissione. Questa volta voglio fare una cosa a rovescio e iniziare subito con un messaggio di Stefano Rossi del forum tifoso biancorosso che mi scrive: oggi Nicola ha vinto la curva T, non importa la categoria o la posizione di classifica, i tifosi, quelli veri, rispondono sempre presente. E io Stefano posso dire che non ho mai avuto nessun dubbio che i tifosi del Mantova rispondessero presente, anzi complimenti perché effettivamente la coreografia e l'incitamento che c'è stato oggi per tutti i 90 minuti di Mantova Casale è stato veramente eccezionale. Il Mantova ha sempre dei tifosi di categoria superiore. Ritorniamo invece a parlare della partita con il direttore generale Maurizio Roberti. Chiedo, abbiamo iniziato con un dilemma la puntata. Buon punto o occasione persa o tutte e due insieme? Proviamo a chiarire un po' l'impressione che si è fatta dopo questa partita. Ma guarda, sicuramente la partita è stata una partita vera nel primo tempo, in cui il Mantova ha veramente dato il massimo che si poteva dare, perché in certe occasioni ha fraseggiato bene e ha cercato di mettere anche in difficoltà la capolista. Secondo tempo un po' sottotono per entrambe le formazioni, però io rimango sempre dell'avviso che nel calcio, quando una delle ultime classifiche affronta la prima, c'è sempre una partita, ne esce sempre una partita molto interessante, e se il risultato finale è un pareggio, a mio avviso una delle ultime classifiche ha fatto una buona gara. Quindi un risultato positivo. Adesso io prima di sentire l'avvocato Biancardi, dalla regia mi fanno cenno che dovremmo avere una telefonata in linea. Sentiamo chi ha il telefono. Buonasera, chi è? Buonasera Nicola, sono Claudio. Buonasera. Ciao Claudio. Anche in studio. Ovviamente reduce dal Martelli, chiaramente. Sì, poi sarò anche a Rimini, credo, domenica prossima. Benissimo. Sì, diciamo che l'incitamento certamente a questa squadra non può dire che manchi. Cosa è mancato oggi? Io sinceramente sono deluso perché
Prima di tutto un paio di considerazioni. La prima cosa che mi è saltato l'occhio è che ho visto un campo pessimo. Non so perché ci si continuano a allenare continuamente al campo T, cioè al Martelli e non al T, però visto considerato che andremo ad affrontare delle squadre importanti la prossima settimana e dovremmo magari anche fare la partita, mi sembra che il campo sia veramente brutto. Spero che ritornino ad allenarsi sul tele prossimamente. Adesso non lo so, cioè Roberti lo saprà. Per quel che riguarda quello che hai detto tu in precedenza, il punto guadagnato o punti persi, per me sono punti persi, perché sinceramente sono anche stufo di sentire dalle interviste che loro sono primi. La settimana prima c'era la squadra che lottava per i playoff, che era il Prongibonsi. La settimana prima c'era la squadra che si doveva salvare, si stava chiusa dietro. Cioè la tua considerazione, Claudio, è che visto il Casale che si è visto oggi era un'occasione da sfruttare per cercare, come si è fatto col Treviso, per dire, giusto? Sì, guarda Nicola, se io avessi visto per la prima volta oggi il Mantova e senza sapere in che posizione di classifica era il Casale, avendo visto altre squadre, era per me una squadra battibilissima, guardando anche le prestazioni precedenti. Cioè, secondo me i punti guadagnati sono quelli del Berlaria, al Treviso, al 92esimo, sono i punti guadagnati dal Lecco, da quelli della Giacomense, sono questi i punti guadagnati da squadre che devono affrontare partite per salvarsi. Cioè, dov'è il furore agonistico di chi si deve salvare? Cioè, io chiedo anche a Roberti, dov'è questo furore agonistico? Noi non abbiamo fatto un tiro in porta, non abbiamo fatto 10 minuti a pressare quella squadra lì nella sua area. Certo. Cioè, non gioca così una squadra che si deve salvare, non gioca così. Io vedo giocatori anche fuori condizione, oggi Colonetti andava sostituito anche prima, si vedeva che non era in partita. L'unica squadra, come diceva Stefano Rossi, che ha ancora un pubblico che lo spinge e che lo incita è la nostra. E poi credo bene che alla fine si contesti, perché bisogna giocare per la maglia, per la sopravvivenza di questa gloriosa società. Cioè, ma l'hanno capito o no sti qua, Roberti, sti giocatori, che ci dobbiamo salvare? Ne va anche del loro futuro, non solo del nostro. È quello che mi sta più a cuore. Ho ripetuto anche in altre trasmissioni, c'è gente, io per esempio sono in cassa integrazione, c'è gente che non prende stipendi da mese, c'ha 20 euro in tasca, segue questa squadra, perché per noi anche, oltre che è una gioia, un amore, è una valvola di sfogo, cioè alla fine ci troviamo a vedere tribulare anche lì. Sicuramente non molleremo mai, però vogliamo vedere una partita tipo come il Treviso, cioè una squadra che va in campo per con il furore agonistico giusto. Oggi non ho visto questo. Guarda Claudio, intanto ti ringrazio, ci hai dato parecchi spunti, adesso li giriamo sia al direttore generale Roberti che all'avvocato Biancardi. Intanto ti ringraziamo, noi ci vediamo a Rimini, sperando che però a Bellaria arrivi qualche risultato positivo. Intanto grazie. Sì, è importantissimo quello. Speriamo bene. Grazie a voi. Buona serata, grazie mille Claudio. Maurizio, mi perdoni l'avvocato, ti giro un attimo le considerazioni. Prima di tutto velocissima quella del campo, intanto cerchiamo di spiegare perché oggi ci sono stati dei problemi. Per gli spunti che effettivamente ha dato, sarebbe da discuterne e parlarne veramente con passione. Volevo ringraziare i tifosi veramente perché sono sempre vicini a questa maglia e alla squadra. Il discorso del campo è senz'altro importante. In questo momento c'erano le giostre, il Mantova aveva bisogno un po' di tranquillità, venivamo via da un momento molto delicato, abbiamo preferito non rintanare la squadra ma comunque utilizzare il Martelli per dare più tranquillità nel momento in cui adesso si dovrebbe rientrare, ritornare tranquillamente sul centrale per fare gli allenamenti. Benissimo, avvocato, io giro un po' anche le considerazioni che ha fatto Claudio. Il tifoso chiede alla squadra più furore agonistico, si è vista qualcosina in più rispetto alla nefasta partita col Poggibonsi, però non ancora quella grinta che si era vista contro il Treviso e che aveva consentito al Mantova di mettere sotto una squadra che fino a quel momento aveva fatto benissimo. E oggi soprattutto quanto merito c'è del Mantova e quanto demerito nel Casale in questo 0-0, perché effettivamente è una squadra che è capolista, ma nelle due prestazioni fatte col Mantova non è che ha fatto vedere moltissimo. Ma io penso una cosa, bisogna sempre essere sereni nei giudizi, sì, e soprattutto analizzare la partita sotto il profilo di un timore riverenziale.
nel senso che insomma, una delle ultime squadre in classifica, che è il Mantova, affronta la prima squadra. C'è un certo timore riverenziale e questo lo si è capito subito, così come denominatore comune della condotta di tutti i giocatori. Questo però non significa, come giustamente sottolinea il tifoso che ha parlato al telefono prima, che ci si debba sempre arrendere in una situazione di questo genere. Occorre attaccare. Ecco, io lamento il fatto che insomma mediana e attacco, mentre la difesa mi è piaciuta, non hanno certo lavorato al 100%. Mi aspettavo qualche cosa di più. Mi ha impressionato, e lo dico per converso ovviamente, sì. Lo dico per converso, mi ha impressionato il 4, cioè Cappellupo Stefano, del Casale, un uomo che ha una capacità di spostamento in un ambito di 60 metri, prendendo la linea mediana 30 e 30, che è veramente eccezionale. Cioè quest'uomo è riuscito a scompaginare quella che era la nostra mediana, nel senso che ha avuto più suggerimenti lui di quanto non ne abbiamo avuto noi. Ma al di là della prestazione poi del Casale, che comunque ricordiamo non è in testa per caso, cioè è una squadra molto organizzata e tra l'altro molto cinica, cioè una squadra che punisce al primo errore. Esatto. Non si ha l'impressione, l'ho detto anche altre volte nel corso della stagione, che il Mantova soffre un po' la sindrome della coperta corta, cioè che quando cerca di avere un po' di attenzione in difesa per non correre dei rischi, come giusto che sia, al tempo stesso patisce un'inevitabile sterilità là davanti. Esatto, questo è un fatto pacifico. Ci sono dei reparti che a un certo momento in queste situazioni diventano asfittici, e cioè non danno più la prestazione che dovrebbero dare. Ecco, questo è il mio parere. A meno che non sia anche un dato, se vogliamo leggerlo da un punto di vista positivo, Manuel Spinale dopo Savona diceva: se una partita capiamo che più in là dello 0-0 non riusciamo ad andare, portiamo a casa almeno 0-0, almeno questo lo si è portato a casa. Oggi almeno un punto è saltato fuori, quindi serve, però ci qui vuole la situazione si fa un po' difficile, quindi bisogna nelle prossime partite, l'ho già detto un'altra volta, attaccare di più. E infatti che la situazione del Mantova si è fatta un po' difficile, infatti oggi nel telegiornale abbiamo titolato Un brodino con l'amaro, perché una volta rientrati negli spogliatoi e sentiti i risultati c'è stata insomma qualche sorpresa non certo piacevole. Io chiedo alla regia Marco Cavalli di far partire il contributo, la grafica con i risultati della giornata del girone A di Lega Pro seconda divisione, partendo da Treviso Bellaria 1-1, Mantova Casale ovviamente 0-0, a Chiavari Cuneo Entella 1-0, San Bonifacio Giacomense San Bonifacese purtroppo 4-0, a Sant'Arcangelo Lecco Sant'Arcangelo 2-1, San Marino Poggibonsi 3-1, a Montichiari Pro Patria Montichiari 1-0, Renate Rimini 1-1, Alessandria Savona 2-0, Borgo Buggiano Valenzana 3-0. Dando un'occhiata alla classifica, il Mantova è invischiato nella zona play-out perché il Montichiari ha perso e quindi il Mantova non è più al quart'ultimo posto in concomitanza con il Montichiari, ma ahimè non più in concomitanza neanche con la Giacomense, che vincendo ha sopravanzato il Mantova di 2 punti e ha anch'esso una partita in meno come il Mantova. Il Bellaria ha pareggiato in pieno recupero e quindi rimane un punto sopra. La classifica resta estremamente delicata e Roberti, effettivamente dando un'occhiata anche ai risultati di oggi un po' di rabbia viene. Il Poggibonsi che ha maldeggiato contro il Mantova oggi è uscito con le ossa rotte da San Marino e soprattutto questa Giacomense che un po' a sorpresa era stata abbastanza bastonata da Sant'Arcangelo la giornata precedente, oggi ha vinto 4-0 San Bonifacio. Insomma anche i risultati non aiutano molto. Sì, anche oggi i risultati qualcuno ha giocato a sfavore purtroppo. Cioè, teniamo presente che però noi comunque abbiamo sempre incontrato la prima della classe, le altre, non per sminuire le altre squadre, però erano incontri abbordabili per tutte. Noi sicuramente, come diceva il tifoso prima, abbiamo bisogno in questo momento di quella grinta, di quella determinazione, di quella rabbia sportiva di cui il Mantova ha sempre dato e ha sempre fatto valere sul campo onorando la maglia. In questo momento c'è bisogno più che mai. Dopo la gara di oggi dobbiamo incontrare nei prossimi 8 gare, compreso il recupero, comunque squadre
cui ci giochiamo tutta la nostra permanenza. La prima è proprio subito mercoledì a Bellaria, perché questa è fondamentale per il nostro passo avanti. Il direttore è per forza di cose ottimista sul futuro della squadra, ma è ottimista alla luce comunque della prestazione di oggi, volendo guardare il lato positivo dell'attenzione che si è dimostrata in fase difensiva contro una squadra importante come il Casale, vedere qualcosa di più già dalla partita con il Bellaria, perché comunque siamo alla svolta della stagione e c'è da prepararlo in 3 giorni. È ottimista da questo punto di vista? Io sì, io sono ottimista, perché ho visto la difesa molto attenta, soprattutto oggi abbiamo visto uno Zaninelli ritornare il vero leader della difesa dello scorso anno. Questo è abbastanza confortante in funzione delle prossime gare. Certamente il Casale oggi difendeva spesso e volentieri con 10 uomini dietro la palla. Non è da prima della classe venire a Mantova e difendere con 10 uomini dietro la palla, perché è vero, Mantova non ha fatto questa prestazione brillante, però è altrettanto vero che per chi osserva la partita e va a vedere certi aspetti, noi ci rendiamo ben conto che se una squadra si difende in 10 nella propria metà campo è anche difficile per chi deve attaccare trovare gli spunti e gli spazi corretti. Questo indubbiamente. Infatti uso questo spunto, avvocato, per chiedere una cosa: la prestazione oggi del Casale contro il Mantova può servire anche al Mantova stesso per cambiare ulteriormente la mentalità, capire che anche una squadra che lotta per la promozione come il Casale deve andare di sciabole e non di fioretto, certo. Perché alla fine il Casale ha fatto un ragionamento: io porto a casa il punto, rimango in testa e anche se mi difendo chi se ne importa, l'importante è portare a casa il risultato. Certo, bisogna però, come diceva giustamente Roberti, saper penetrare, ecco, che quando a un certo momento una squadra si ritira nella propria metà campo e crea degli ostacoli e delle barriere di quel genere, insomma la possibilità di far gol c'è sempre se a un certo momento c'è penetrazione. Certo. Bisogna tirare in porta. Oggi il Manto purtroppo non ha tirato in porta, lo dobbiamo dire, questo ce lo dobbiamo riconoscere. Sì, sì. L'attacco non ha, sono andati persi anche dei palloni inutilmente buttati in avanti, direi quasi a caso. Tanti passaggi anche sbagliati, in maniera banale. Esatto, senza un'intelaiatura di gioco e un dialogo già predeterminato. Chiedo loro una cosa, anche un'altra curiosità prima di andare in pubblicità. Oggi non era presente Galbiati, un elemento come lui avrebbe potuto dare al Mantova il necessario ordine in mediana contro un centrocampo guarnito come quello del Casale? Io direi di sì. È un giocatore che è stato magari un po' troppo accantonato, un po' troppo velocemente. Un po' troppo, sì. Secondo me, insomma, noi di mediani ne abbiamo bisogno, anche e soprattutto secondo me poi in certi casi per dare anche un po' di fiato a Spinale, perché Spinale lo stiamo utilizzando da quando... Sì, Manuel, adesso non ho le statistiche sotto mano, però effettivamente è dall'inizio della scorsa stagione che sta giocando tutte le partite. Io ho cominciato a vederlo a Bolzano. L'ho visto a Bolzano. No, ma addirittura io mi spingo ancora più indietro, avvocato, è dall'inizio della stagione precedente che le gioca tutte, quindi non ne è saltata più neanche una. Adesso per parlare dell'ultimo che l'ho visto in Coppa Italia in agosto e credo di averlo visto tutto nel quindi proprio bisogna di rifiatare. Benissimo, con quest'ultima riflessione adesso ci lasciamo per un po' di pubblicità, rientriamo tra pochissimo ancora con Tribù Biancorossa, fra poco. Eccoci in studio ancora con Tribù Biancorossa. Prima di continuare a commentare la partita Mantova-Casale, sentiamo qualche commento a caldo post partita, l'intervista a mister Sauro Frutti. Io sono soddisfatto della prova dei ragazzi e anche del punto preso, perché insomma, se sono primi della classe vuol dire che certi valori dopo vengono fuori. Secondo me i ragazzi hanno interpretato bene la gara subito dall'inizio, eravamo belli compatti, uniti, abbiamo anche proposto delle buone cose. Poi col passare del tempo naturalmente sono venuti fuori i valori del Casale e quando noi avevamo meno birra nelle gambe è chiaro che abbiamo dovuto aggrapparsi con le unghie e con i denti a tutto, però anche in questa fase i ragazzi hanno dimostrato grande carattere, grande applicazione anche, perché se vogliamo il Casale non ha creato grossi pericoli poi. Ricordiamoci che abbiamo fatto, mi pare, un quarto d'ora in 10. E lì i ragazzi sono stati veramente molto bravi, sono applicati, abbiamo giocato con Pettarin con il centrale difensivo, quindi io sono soddisfatto. Dobbiamo continuare in questa maniera qua, sapendo che non è che tutte le domeniche contiamo la prima della classe. L'arbitro fosse un po' troppo severo, 4 munizioni, espulsioni in una partita che dove non si sono visti dei gran contrasti. Guardate, voi avete visto meglio di me, potete giudicare meglio di me, io non mi permetto di giudicare l'arbitro, però sicuramente la sensazione è che si è applicato forse con troppa severità certi falli di gioco normali anche. Mercoledì Bellaria,
diventa uno spareggio salvezza? È una partita molto importante, mi hanno detto che il Bellaria ha pareggiato al 92esimo oggi, per cui siamo lì a un punto e ce l'andiamo a giocare. Adesso dobbiamo recuperare le forze, non solo quelle fisiche ma anche quelle nervose. Vediamo un attimino chi sta meglio, di dare anche qualche turno di riposo a qualcuno che magari è tirato fino adesso. Però dopo la prestazione di oggi, secondo me, dobbiamo andare con grande fiducia e entusiasmo a giocarsi la Bellaria. Un Sauro Frutti sereno e fiducioso come sempre, è rimasto un po' deluso magari dal comportamento dell'arbitro. Volendo analizzare la partita dell'arbitro di oggi, direttore, troppe ammonizioni, poi voglio dire, il Mantova si ritroverà a Bellaria senza Sensi, espulso con una doppia ammonizione abbastanza severa, anche se vabbè ci poteva stare, e anche con 5 in meno, 5 era diffidato, sarà squalificato anche lui. Ma hanno troppo pesante l'arbitro, 2 pesi 2 misure in campo? Anche perché il buon Del Sante è stato abbastanza bastonato da Gonnella. Sai, gli arbitri, sai, non è mai facile anche per loro giudicare in pochissime frazioni di secondo se è da ammonizione o meno. Certamente qualche ammonizione è sembrata un po' troppo eccessiva quest'oggi su, come diceva anche Sauro Frutti, su azioni di gioco, su falli di gioco, non cattiverie, non erano falli cattivi, per cui un po' che amareggiato è stato questo, perché poi purtroppo vai a penalizzare in questo modo anche quello che ci stava giustamente, l'ultimo fallo di Sensi era da ammonizione. Però purtroppo c'era una Però ammonizione quello precedente prima. forse era abbastanza generoso. Avvocato, anche lei condivide questa Sì, analisi? condivido. Cioè un arbitro che magari ha ammonito troppo per una partita che poi alla fine non è stata cattiva. No, alla fine no, poteva anche lasciar perdere qualche cosa, ecco, nel senso che c'erano degli scontri che non avevano alcun sottofondo doloso, diciamo, sì. Proprio c'era la foga di arrivare sulla palla per primo, ecco, come accade su tutti i campi di calcio. Normali contrasti. Normali contrasti. La preoccupa di più in vista della partita col Bellaria l'assenza di 5 o l'assenza di Sense? No, l'assenza di 5 perché c'è bisogno di un attaccante. Veloce anche. Veloce, 5 è veloce. E questo effettivamente è un'assenza che potrebbe pesare. Magari poteva anche essere una freccia nell'arco in più per Mister Frutti. 5 è veloce, quindi in questo momento, intendiamoci, siccome io sono un generale che dice che i soldati devono andare all'attacco, esatto. In questo momento è chiaro che se mi manca un attaccante viene meno la mia politica. Esattamente. Vedremo con l'assenza di 5 che cosa studierà Mister Sauro Frutti, che cosa studierà anche il direttore tecnico Roberto Boninsegna. L'abbiamo sentito intanto al termine di Mantova Casale. Questa è una buona squadra, non sono primi per caso, ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo fatto la nostra gara, ci siamo difesi, abbiamo avuto anche qualche occasione, se ci andava meglio potevamo anche vincere la partita, però tutto sommato va bene così, un gran punto e continuiamo a sperare. Hanno giocato bene, con concentrazione, con grinta, però sai, quando trovi una squadra così, insomma, sono stati bravi a tenere duro, perché poi anche in campo avevamo dei problemi, diversi infortunati, così. Poi insomma questi arbitraggi non li capisco. Tra guardaline e arbitro, un disastro, anche perché ha dato 3 fuorigioco che non c'erano, 3, me l'ha detto anche l'attaccante. Poi prima di ammonire uno di loro, ne ha ammoniti 3 dei nostri. Insomma, sono errori proprio incredibili. Purtroppo oggi i risultati sono andati bene, tranne il Bellaria che ha pareggiato nel tempo di recupero, mi hanno detto, e ha un punto in più. Certo, una gara l'affrontiamo, viso aperto, se sono lì non è che penso che siano dei mostri anche loro. È una partita importantissima che la prepariamo, purtroppo abbiamo 2 squalificati, 5 e lo stopper che si è fatto espellere purtroppo, sì. Sensi, e comunque non è che ci dobbiamo preoccupare, abbiamo i sostituti e, insomma, la squadra oggi ha dimostrato che c'è, ecco, il carattere e l'orgoglio, perciò abbiamo tirato a casa un buon punto e speravo solo che finisse così.
Napoleone. Un Roberto Boninsegna sorridente, contento per il punto conquistato dal Mantova contro il Casale, abbiamo sentito invece i tifosi insomma un po' meno. Avvocato, al di là del condividere o meno l'analisi che ha fatto Boninsegna, un suo giudizio fino a questo momento sull'operato del direttore tecnico? Guardi, le posso dire questo, sì, andando anche in retrospettiva, insomma, che molte volte ho detto che i signori del Mantova, in generale senza far nomi, avrebbero dovuto molto guardare quel condominio che sta proprio al di là del viale, perché là c'è l'uomo secondo me adatto. Io lo reputo una persona capace, un signore, una persona intelligente e oltretutto molto responsabile. È anche uno che può dare la scossa giusta alla certo, squadra quando serve, al di là dell'esperienza che ha. Insomma. Ha tutte le caratteristiche, non dico al di là proprio. Cioè non solo dal punto di vista dell'esperienza, anche dal punto di vista strettamente caratteriale. No, anche dal punto di vista umano Roberto Boninsegna è uno che sa prenderlo un giocatore, ma lo sa prendere veramente con tutto quel bagaglio di conoscenze che lo contraddistingue. Io l'ho avuto ospite a Giustizia Biancorosso una sera, a parte che è stata una serata divertentissima, perché ha dimostrato acume, intelligenza, senso di spirito, ma comunque quando siamo andati sul piano tecnico ci ha dato delle notizie che insomma hanno lasciato un po' a bocca aperta. Benissimo, allora, lasciando un attimo da parte invece il discorso direttore tecnico, lasciando da parte un attimo il discorso della partita, parliamo un attimo della società, perché direttore, oggi in tribuna stampa, lo possiamo dire tranquillamente perché tanto uscirà anche sui giornali domani, si è presentato, non capiamo più se il vicepresidente, l'ex vicepresidente Giovanni Famà, dicendo anche io a giugno ho intenzione di comprare tutto il Mantova. È sembrata più una boutade che non una dichiarazione magari che poi avrà un seguito almeno nell'immediato, però vorremmo capire anche la posizione di Famà. Si parlava di dimissioni, poi dimissioni che sembravano rientrate, il presidente Bompieri aveva parlato in settimana prima di Poggi Bonsi di un riavvicinamento tra le parti, il riavvicinamento che invece non c'è stato. Com'è la situazione? Proviamo a far chiarezza. No, allora, cerchiamo di chiarire effettivamente come stanno le cose. L'aspetto ufficiale, come società abbiamo ricevuto una raccomandata da Giovanni Famà in cui ci metteva a disposizione della società le proprie quote. Questo è un atto ufficiale che c'è e che è l'unico a cui mi risulti in questo momento. Non ha dato le dimissioni da vicepresidente, perché non c'erano le sue dimissioni da vicepresidente, c'era solamente questa volontà di rimettere le proprie quote in mano alla società. Poi la società doveva decidere insieme agli altri soci a chi ridistribuire ed eventualmente capire le reali intenzioni di Giovanni. Giovanni è un personaggio, ormai l'abbiamo imparato a conoscere, istrionico, un po' vulcanico in questo momento. Molto istintivo anche. Non mi meravigliano queste sue affermazioni fatte dopo una gara, tant'è vero che ha fatto piacere a me personalmente rivederlo al Martelli, perché significa che comunque qualcosa il Mantova gli ha lasciato. Che poi abbia fatto un'esternazione del genere, ci può stare tutto in questo momento. Capiremo realmente che intenzioni avrà e cosa vorrà fare nel prossimo futuro. Magari dopo fine marzo, quando ci sarà appunto la ricapitalizzazione, verranno riconsiderate le quote, si potrà capire qualcosa di più? Speriamo di sì. Quindi magari dopo Mantova Cuneo o magari prima di Mantova Cuneo. Primo di aprile, pesce d'aprile. Sì, sperando che non sia uno scherzo. No. Avvocato, certo. Al tifoso chiedo invece su questo atteggiamento di Famà, personaggio istrionico, vulcanico, che però al tempo stesso però in tanti frangenti non è mai stato però chiarissimo nel suo modo di muoversi. Ha detto, non detto, fatto, non fatto. Lei chiede se è fatto. Sono perfettamente d'accordo. È un istintivo, fondamentalmente è un istintivo, e quindi alle volte ci sono state anche prima della lettera famosa, sì, ci sono stati degli atteggiamenti non certo molto condivisibili, però se insomma lui ha delle pressioni familiari, come pare, in forza delle quali gli si consiglia di estraniarsi dal Mantova, lì a un certo momento si parlava anche di altro, si era parlato anche di che non andasse più d'accordo con Bompieri, sì, la famosa battuta detta dopo Mantova-Treviso. Poi perché anche Bompieri lì si è servito di un portavoce che non era quello ufficiale della società,
società, ci sono state un po' delle cose confuse che indubbiamente lo hanno irritato. Tornerà, io non lo so, certo in questo momento una defezione di questo genere la ritengo un po' inopportuna. Ecco. Cosa avrebbe bisogno il Mantova dal punto di vista societario? Chiedo sempre però al tifoso, perché adesso alla società abbiamo chiesto, al tifoso, Guardi, cosa vorrebbe vedere il tifoso da parte della società nell'immediato? Non vorrebbe, cosa vogliono vedere i tifosi? Cosa vogliono vedere i tifosi? Perché io sono un po' il portavoce anche del centro di coordinamento presieduto da Luca Carreri. Io posso dire questo, si vorrebbe molto sapere chi ha pagato e chi non ha pagato, questo è il punto, cioè quelle quote che sono state sottoscritte e versate tutte sì o no? Insomma, sappiamo noi per informazioni avute che ci sono delle situazioni debitorie aperte. In questo caso devo dire, se è vero, perché io non sono nella società, non ho visto i bilanci, non ho visto le sottoscrizioni e i relativi versamenti, se così è e se qualcuno non versa, non certo vada ad arrogarsi voce in capitolo e pensi di dettar legge, perché dettano legge quei debitori che debitori non sono, nel senso che sono quelli che hanno pagato, non quelli che non hanno pagato. Quelli che non hanno pagato non hanno titolo. L'avvocato ha aperto qualcosa? No, capisco le perplessità e le preoccupazioni. Io ragiono così in una società, da tifoso, è una SRL, certo, e la SRL certo, ha le sue regole. Perfetto, è sacrosanto quello che sta dicendo avvocato, capisco anche l'esternazione da tifoso, io le posso confermare tranquillamente che il piano finanziario del Mantova sta andando avanti, cioè non è che lì il piano finanziario preveda l'immissione di tutti i capitali da parte di tutti immediatamente, ma è un piano finanziario che si sviluppa nell'arco dei 12 mesi. Finora sono state fatte fronte, tant'è vero che posso comunque confermare che già domani pagheremo anche gli stipendi dei calciatori, per cui cioè capisce che in questo modo le risorse sono arrivate, è logico che arriveranno ad andare alla fine. Ovviamente cioè il piano finanziario è composto, è strutturato su 12 mesi. È un momento economico e finanziario molto difficile, questo lo sappiamo tutti, lo vediamo, lo tocchiamo con mano. Tant'è vero che, se mi permette, avvocato, scusa se mi posso permettere, io non vedo forze economiche mantovane che vengono a sostenere il Mantova, che è un patrimonio della città, è un patrimonio dei tifosi, ma è un patrimonio a cui tutti dovrebbero comunque venire avanti e sostenere. In piccole quote, non c'è bisogno di fare voli pindarici, ma perché Mantova economicamente e finanziariamente il bene della città lo vuole questa squadra, e questa squadra è della città e la città non l'ha adottata. Mi permette, avvocato, questo piccolo sfogo. Detto questo, le posso garantire che comunque già anche soci interpellati che hanno avuto qualche momento di défaillance visto la situazione finanziaria si sono resi disponibili nel corso dei prossimi mesi a regolarizzare le posizioni. Benissimo, chiudiamo un attimo questa parentesi societaria, leggo 2 messaggi, poi dopo tocchiamo un altro argomento. Per quello che riguarda, abbiamo anche delle altre interviste, però effettivamente il tempo sta volando. Sono saltate fuori negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, alcune notizie sulla tessera del tifoso, poi diventata Fidelity Card, c'è stata un po' di confusione, l'avvocato l'abbiamo chiamato apposta per chiarire qualcosina in questi ultimi minuti finali di Tribù Biancorossa. Ovviamente le interviste abbiamo sentito sia Giacomo Pettarin che Stefano Del Sante, siccome anche la settimana scorsa dopo Poggi Bonsi c'è state un po' di polemiche perché noi addetti ai lavori ci siamo un po' lamentati sui pochi giocatori che venivano in sala stampa, le manderemo in onda perché comunque ci sono le edizioni del nostro telegiornale e quindi le dichiarazioni dei giocatori post partita verranno comunque trasmesse da Mantova TV. Però ovviamente di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia oggi. Prima di lasciare la parola all'avvocato vi leggo ancora qualche messaggio dei tifosi perché giustamente ci hanno scritto. Pari De Barilli si chiede in maniera molto lapidaria: Spinale stremato? Punto di domanda. Ed effettivamente Manuel un po' di riposo avrebbe bisogno. Severo Rosa: condivido che l'arbitraggio è stato scandaloso, dal rigore su Zaninelli alle ammonizioni gratuite potrei definirlo disonesto o dilettante. Effettivamente ci poteva stare un rigorino su Zaninelli nel primo tempo. Ivan Franzoni, che ovviamente ci saluta, la partita del Mantova Casale al Martelli mi è piaciuta, era meglio la vittoria ma comunque va bene un pari, e noi lo salutiamo caramente anche Ivan Franzoni che ci segue sempre. Cesare Spotti con un po' di ironia dice: coi brodini caldi il malato prolunga l'agonia, ricordiamoci che senza 3-4 vittorie i play-out sono
assai probabili, e dice di guardare al Lecco, che è però sotto il Mantova, che ultimamente si è dimostrato abbastanza in forma e ha capito che 2 vittorie e una sconfitta valgono il doppio di 3 pareggi consecutivi. Chiuso un attimo la parentesi dei tifosi, allora avvocato, parliamo però ancora di tifosi, perché la tessera del tifoso diventa Fidelity Card. È cambiato qualcosa? Cosa non è cambiato? Insomma, proviamo a fare un po' di chiarezza in questi pochi minuti che abbiamo. Bisogna operare un distinguo, io sarò brevissimo e lapidario in una materia. Anche però, se è un argomento che meriterebbe che richiede minuti. Richiede minuti e minuti e studi, come da documenti che io ho qui. Io posso dire questo in sostanza: ci sono 4 determine dell'osservatorio. La prima è quella dell'11 gennaio, che dice che sono prorogati il rilascio dei tagliandi, cioè quelle che noi abbiamo chiamato volgarmente la carta verde, fino al 20 giugno, in attesa che tutte le società si mettano in linea, quelle che l'hanno adottata, con la tessera del tifoso. La seconda, che è la 5 del 2012, parla prima di tutto di un voucher elettronico per le gare casalinghe, sul quale si possono caricare esattamente tutte le gare fino alla fine del campionato e oltretutto 4 conoscenti, questo per creare la politica un amico allo stadio, 4 amici. Oltre a questo voucher elettronico, e qui ci hanno per non creare il problema della nonna che vuol venire a vedere una partita e siccome non ha la tessera del tifoso non può venire. Allora bisogna caricarselo. Che è successo anche questo, purtroppo. C'è poi un'altra determina, che è la 6 del 2012, proprio di pochi giorni successivi, dove per le trasferte, perché il voucher è solo per le partite casalinghe, mentre per le trasferte si parla della tessera del tifoso, che non si chiama più tale, ma si chiama Fidelity Card. Questa può anche comportare la possibilità che un conoscente mi accompagni in trasferta, pur sempre però quando c'è il collegamento tra la squadra, la società che mi ospita con la questura, e cioè con il centro che è a Napoli, che è il CED, che deve dare il benestare anche per il conoscente. Ma così non rischia di essere però uno strumento un po' anacquato rispetto al potere di deterrenza che voleva avere magari all'inizio? Guardi, secondo me, io da quello che leggo da queste determine, c'è l'ultima, poi la 12. Prima di tutto intanto stiamo parlando di qualcosa di estremamente tecnico, quindi magari per un tifoso, lei è avvocato, ma per un tifoso magari che non ha studi in legge fa fatica, ecco, insomma, a capirsi qualcosa, il tifoso, diciamo, della strada. Antonietta, io mi sono trovato in difficoltà anch'io. Sì, ha dovuto studiare. Ma anche perché dopo tutte queste 3 determine l'osservatorio ha ritenuto opportuno, con l'ultima che è la 12 del 2012, riordinare la materia, perché non ci aveva più capito niente neppure l'osservatorio, a seguito delle critiche che sono state fatte. Però voglio dire, alla base non è cambiato niente. Cambiano i nomi, ma non cambia la sostanza. L'elettronica, i termini di rilascio, si sollecitano le squadre ad essere più veloci, perché la Fidelity Card dovrebbe essere rilasciata a domanda risponde, nel senso che in via immediata, però il discorso di un controllo presso le questure d'Italia in relazione a possibili DASPO o provvedimenti inibitori che non consentono il rilascio né del voucher né della tessera, c'è sempre. Quindi quello che Maroni temeva in un articolo che è stato fatto, mi pare, è un'intervista rilasciata a Repubblica, ma qui si vanifica tutto il lavoro che abbiamo fatto. Questo non è vero, perché cambia la sostanza, poi alla fine è sempre quello. Adesso si tratterà di dire, dico al Mantova, intanto che abbiamo qui un illustre rappresentante della squadra, che come si potrà dare al tifoso una doppia carta d'identità, cioè il voucher per farlo entrare per farlo accedere alle partite casalinghe e la Fidelity Card per mandarlo a Borgo Abugiano. Insomma, un'altra situazione abbastanza intricata, purtroppo all'italiana, esatto, senza una legge, che perché quello necessario. Perché qui c'è scritto
detto che è tutto a discrezione delle società, quindi una società può anche non prendere il provvedimento, però adesso la Lega Pro ha preso dei provvedimenti e quindi sembra che diventi obbligatorio perché questo regime, perché in pratica le leghe di A, di B e di C hanno, C1, C2 hanno preso le loro determinazioni. Benissimo. Diciamo che è un argomento che avrebbe bisogno di altri minuti, ma vedremo come sviscerarlo prossimamente. Purtroppo il tempo è volato, siamo proprio in conclusione. Velocissimamente ringrazio l'avvocato Dionigi Biancardi, ci rivedremo presto su questi schermi. Grazie di essere passato. Grazie a Maurizio Roberti, direttore generale del Mantova FC. Grazie Nicola. E a voi tifosi l'appuntamento è tra 7 giorni per parlare di Rimini Mantova con Alessandro Soragna e con ospiti che sono al momento top secret. Saremo però a Bellaria per raccontare il recupero di campionato decisivo per i biancorossi. Quindi arrivederci fra 3 giorni, poi fra 7 giorni e come sempre Forza Mantova. Forza Mantova, sì.